SAD si sedessero stabilmente a un tavolo e costruissero un progetto comune e adottassero una comune strategia. Infine sopra essa spara nostra una responsabilità caricata dalle generazioni del sardo che sono stufano di non contare, in dove sono, di non decidere dove stili sono. Questa responsabilità che noi giochiamo sopra e noi abbiamo deciso di esprimere. Autodecidere. Desiderio. Dobbiamo viverla ora, dignitosamente, allegramente, appassionatamente. Abbiamo una bandiera oltraggiata in questo momento in Sardegna, una bandiera che avremmo voluto qui con noi, a guidarci, a indicarci la strada, ma quello che è importante è oggi provare a coinvolgere più persone possibile, in ogni bar, in ogni quartiere, in ogni paese, in ogni circo, a mercato, a scuola. Buongiorno, ben arrivati qua e grazie per l'entusiasmo che ci date, grazie davvero. Siamo imbarcati in un'impresa tutti assieme che è un po' da folli, però siamo qui soprattutto perché ci siete voi, siamo qui perché riteniamo che sia importante che la bandiera della Sardegna ci siano gli interessi dei sardi al centro della politica sarda. Vogliamo riportare il centro della decisione in Sardegna, vogliamo impegnarci perché i nostri ragazzi non siano più costretti a emigrare. 7.000 ragazzi ogni anno se ne vanno dalla Sardegna, nascono 3.000 bambini in meno rispetto a 20 anni fa, non decidiamo più su nulla, ci è stata rubata la capacità di decidere. Voi col vostro impegno, con la vostra testimonianza, con l'aiuto che darete a tutti questi candidati siete in condizioni di fare una svolta, di iniziare un cammino, di dire a chi ci guarda, agli altri sardi come noi, all'Italia, che c'è gente che vuole riportare il centro della decisione in Sardegna. Siamo qui per questo, siamo qui per partire con una maratona, come abbiamo già detto altre volte, con uno scatto non piccolo che dobbiamo fare già il 4 marzo, ma che deve rimanere costante, che deve impegnarci al di là delle elezioni, che dal 5 marzo ci deve vedere ancora di nuovo in campo per tutti gli altri appuntamenti, perché noi siamo persone serie, noi siamo persone, tutte quelle che sono qua dentro, tutte quelle che ci stanno guardando, tutte quelle che si impegneranno per noi e con noi, sono qui e saranno in giro per la Sardegna fino al 2 marzo per iniziare una rivoluzione tranquilla, abbiamo detto nessuno si deve spaventare, ma sarà una rivoluzione. Grazie davvero. Sarà una cosa un po' diversa rispetto alle presentazioni solite, agli avvii di campagna elettorale al quale siamo abituati. Vogliamo dare anche un'impressione di novità, un'impressione di freschezza. Vogliamo dire che siamo una forza politica normale, una forza politica che ambisce a governare, non solo a fare testimonianza. Noi ci troviamo il governo della Sardegna, noi dobbiamo governare la Sardegna, noi ci
insieme a tutti gli altri sardi di buona volontà.